Studenti in piazza questa mattina in tutta la Sicilia per protestare contro i tagli alla scuola. Ad Agrigento in tanti hanno partecipato alla giornata dello sciopero generale indetto da FLC e CGIL insieme alla rete degli studenti medi, alla consulta provinciale studentesca, sempre in lotta Agrigento e Unione degli studenti. Il lungo serpentone è partito da piazza Cavour ed è proseguito verso la prefettura, ha attraversato la via Atenea e si è concluso in piazza Pirandello innanzi al municipio di Agrigento con gli interventi di precari, sindacalisti e studenti che hanno chiesto virtualmente alla prossima assemblea regionale, frutto del voto del 28 ottobre, di varare una legge sul diritto allo studio. Siamo qui a protestare perché non ci sta bene che questo Stato, questo governo finanziano ancora le scuole private lasciando indietro le scuole pubbliche. Soprattutto qui ad Agrigento che sta nascendo il problema della scuola IPIA, che non hanno neanche una struttura dove i ragazzi possano andare a studiare, dove possono esercitare il loro diritto. Questo è inammissibile. Poi siamo qui pure, tutte le scuole di Agrigento, finalmente tutte le scuole di Agrigento, perché è la prima volta che succede qui ad Agrigento, per dire no ai tagli di questo governo inutile e deve andare a casa il più presto possibile. Quest'anno scendiamo in piazza per manifestare contro i tagli e i finanziamenti per gli autobus, perché da quest'anno i comuni non finanziano più gli abbonamenti, quindi i biglietti agli autobus. Ogni studente dovrà pagarsi il biglietto per venire a studiare ad Agrigento. Poi manifestiamo per la vergognosissima situazione dell'IPIA Ricofermi, pertanto contro la privatizzazione della scuola pubblica, contro un ulteriore spending review e pertanto chiediamo una legge nazionale che tuteli i diritti dello studente. Una iniziativa per dire no ai nuovi tagli che sottraggono alla scuola 200 milioni di euro per sostenere un piano di stabilizzazione dei precari, per il rinnovo del contratto nazionale e anche per una legge siciliana per il diritto allo studio e un piano di interventi per la messa in sicurezza delle scuole. Allo sciopero hanno partecipato il segretario provinciale della CGIL Massimo Raso ed il segretario della CGIL FPL Gaetano Bonvissuto. Insieme per ribadire che per noi la scuola pubblica è importante e noi ci crediamo, e se la scuola è il futuro vuol dire che dobbiamo investire di più sul futuro, non di meno, e quindi siamo qui per dire no ai tagli. Ma ad Agrigento abbiamo un motivo particolare per essere in piazza: c'è in piedi tutta questa vicenda dell'IPIA che grida vendetta. Noi siamo a fianco di quegli insegnanti, di quegli studenti, di quelle famiglie che stanno patendo veramente le pene dell'inferno, e siamo qui a chiedere, ora avremo un incontro col prefetto anche su questo, che ci diano delle risposte chiare e precise. Questo governo ha tagliato risorse enormi sulla conoscenza e continua a perpetrare su questa linea. Gli ultimi emendamenti e la voce che da circo in Parlamento si parla ancora dei tagli degli insegnanti, tutto a discapito dell'insegnamento e dei ragazzi che sono il nostro futuro. Sicuramente la manifestazione di oggi sarà solo l'inizio di una lunga battaglia che ci sarà durante questo autunno, che avevamo già detto era caldo, ma adesso con i nuovi provvedimenti governativi è diventato molto più caldo.